Il comune di Bassano ha 42.000 abitanti ed è l'unica città, almeno in Veneto che mi risulti, che non ha la propria polizia locale. Dopo le clamorose dichiarazioni delle scorse ore, nelle quali ha chiaramente rivelato che l'amministrazione comunale di Bassano del Grappa non può dare indicazioni e strategie alla polizia locale, l'assessore alla sicurezza torna alla carica e sottolinea come l'8ª città del Veneto sia in realtà l'unica che non ha un corpo di polizia alle proprie dipendenze. Parole ancora una volta durissime da Alessandro Campagnolo, che per la seconda volta straccia il velo sui rapporti fra la giunta di Nicola Finco e il comando dei vigili cittadini. Una situazione paradossale che crea per l'amministrazione dei veri e propri buchi nell'organizzazione del lavoro e della sicurezza in città. Viene disattesa puntualmente quanto sia la previsione legislativa che impone che la polizia locale sia a diretta disposizione del sindaco, che emana direttive e le fa rispettare attraverso il suo assessore alla sicurezza. Campagnolo era presente alla riunione della doppia commissione nella quale si è parlato appunto della polizia locale di Bassano e dell'opportunità o meno di una permanenza all'interno dell'Unione Montana. In molti hanno notato che non è intervenuto e che se n'è rimasto in silenzio e in disparte. Attento, sì, ma silenzioso, e tanti si sono chiesti perché. Sicuramente non perché non avevo niente da dire. Avevo molto interesse ad ascoltare e non solo per curiosità, mi interessava molto l'argomento perché mi coinvolge personalmente. Ho ascoltato i conti, ho ascoltato il dibattito sui conti, ho ascoltato con molta attenzione la linea del mio sindaco e anche dell'opposizione che in qualche modo valutava come terribile, una situazione terribile, far rientrare la polizia locale nell'alveo del comune di Bassano.